Siusi e Patrizio News. Siamo qua però un po' in tono minore. Ecco, dove perché, siamo? Dove siamo? Siamo con le popolazioni che sono state colpite dall'alluvione. Io Sì. so al terzo piano, non ho avuto tanti danni. Fisicamente però, siamo a Bologna, esatto, quindi siamo all'asciutto. Esatto. Poi però virtualmente è come siamo se con loro. fossimo in Romagna. Anche perché, perché siamo un po' più sottotono Sì. come tecnica, perché il nostro tecnico, Amico, Lorenzo, Lorenzo. che appunto faceva la parte grafica, diciamo, Romagnolo. è romagnolo. È là che sta spalando il fango, tirando fuori l'acqua da casa, è sfollato. È sfollato anche nel comune, nella sede del comune. Quindi siamo così. Però possiamo dare le notizie lo stesso, a parte le notizie e gli eventi che saranno per forza rimandati. Speriamo che entro l'estate qualcosa Pare si di riesca. sì, pare che la spiaggia l'abbiamo già recuperata. I romagnoli. Li conosciamo bene i romagnoli. Conoscete anche questo, Va bene, romagnolo. Va bene. Allora, E quindi niente, sì. Andiamo con le notizie. Conosci Vitorchiano? Vitorchiano. Dici così? Fai No, così? no. Appunto, è uno dei borghi più belli d'Italia, nella Tuscia Viterbese. Ecco, lì a Fosso Acquafredda si trova una statua Moai. Come Moai? Al di fuori dell'isola di Pasqua, hai capito? Sembra un mistero, sembra una cosa, dici sono arrivati Moai, oddio, è tutta una cosa, no? La globalizzazione, la navigazione antelittera, no, è che nel 1990 sono arrivati dei Maori e hanno costruito una statua Moai, ma una cosa, un blocco incredibile di 30 tonnellate. Quindi è una statua vera e propria. È veramente un unicum. Davvero. Andiamo Andate avanti. a vedere. 15° anno della festival che si chiama Itaca. Certo. È il festival del turismo responsabile. È un po' bolognese. Itaca? Itaca, no, in questo caso allude a tante cose. È il primo festival che in Europa ha parlato appunto di turismo sostenibile. Sì. È itinerante, ci sono varie tappe, per esempio dal 1-7 giugno dalle parti di Cagliari, 2-4 giugno dalle parti di Taranto in Puglia, 10-11 giugno nel Cilento. Bello. Quindi è giusto, l'Italia Slow Tour, diciamo, vera e propria, no? Turismo responsabile. È il turismo responsabile e proprio sotto casa. La città dove si mangia meglio? Voglio proprio vedere. Le classiche classifiche. Quali sono le città dove si mangia meglio? Allora, primo posto Firenze, ora lo credo bene, no? Dice va bene, ok, diciamo Firenze. Secondo posto Roma, e va bene, lo possiamo... Terzo posto uno dice Bologna, no, Lima. Come Lima? No. Sì, il deludente piazzamento di Bologna che è nella top 30, è al 28° posto. Che tragedia, Ma dai. è veramente una tragedia. Però... è la storia di tutti questi capito, ristorantini, barettini, i taglieri. Cioè a Bologna c'è mica solo i taglieri. Quindi è un po' siamo abbassati così tanto nella classifica. Devo dire che ha ragione, era un tuo amico Mario Vicinelli. Esatto. Lui dice, dopo aver distrutto in una sua comunicazione Facebook, dopo aver distrutto il patrimonio storico della città, ecco, chiudono posti che sono storia. Che so, il Moretto ha già chiuso da un bel po', ma soprattutto l'Osteria dei Poeti, ve lo ricordate? E poi ha cambiato gestione l'Osteria del Sole, che speriamo non cambi completamente. E poi ci sono, che so, dei luoghi storici, delle botteghe storiche che invece di essere recuperate vengono chiuse e ci si fa delle cose. E poi si scivola in fondo alle classifiche. Vabbè, andiamo avanti con un'altra notizia, le migliori destinazioni per un viaggio in ostello. Sarebbe interessante. L'Italia è settima nel mondo, proprio sempre con Firenze, che Firenze ultimamente è. Firenze e poi sa vendere.
le destinazioni diciamo anche troppo piena, più gettonate sono molto lontane da noi, la Cambogia e il Messico. Ma dai, la Cambogia e il Messico. Una cosa invece a proposito di viaggi internazionali che ci tengo a sottolineare, sul canale YouTube e sul sito del CEFA, Comitato Europeo Formazione e Agricoltura, andrebbero i miei filmati in Ecuador. Dove hai fatto in Ecuador? Sono andato in Ecuador per documentare i progetti, diciamo così, di cooperazione internazionale del CEFA. Beh, guardateli, se avete tempo, se avete voglia. No, sono interessantissimi. Sì, va bene, non li ha neanche visti. Vai avanti. È vero. Vabbè, allora, una cosa... domani chiude, domani l'altro chiude, avete un giorno per andare a vedere la mostra di Baschi, Iago e TV Boy a Palazzo Albergati a Bologna. L'ho vista, vedete le immagini, le ho fotografate io. Ma chiude domenica? Sì, per poi sbrigatevi. Vabbè, dall'1 al 4 giugno a Fano. Sì, direi che dovrebbe essere confermato, magari controllato, ma insomma Fano spero che non sia tra diciamo le località più colpite da questo cataclisma. Dall'1 al 4 giugno c'è il Brodetto Fest. E cos'è? Allora, è il festival del brodetto dei pesci. Sì, il brodetto di pesce, e qui c'è la tradizione dei pescatori, eccetera. Allora, lungo tutta la costa adriatica, in particolare nelle Marche, ogni località ha la sua ricetta del brodetto. Come i tortellini per l'Emilia. Vabbè, ma qui è peggio. Quindi a Fano c'è un brodetto particolare. Va bene, allora grazie moltissimo. Aspetta, prima di salutare, non possiamo ignorare le notizie che vengono diciamo dal fronte dell'overtourism. Non possiamo ignorare il lamento che sentiamo, il grido di dolore. I cittadini delle grandi città si lamentano perché i B&B tolgono case in affitto. E gli studenti manifestano perché appunto non trovano le case in affitto a una cifra decente. Perché? Perché ci sono i B&B o gli Airbnb. Bravo, allora c'è una differenza fondamentale tra i B&B e gli Airbnb. Esatto. Anche dal punto di vista storico, esatto. E dal punto di vista anche dell'organizzazione, sono due cose diverse. I B&B sono stati inventati a suo tempo negli anni 20 in Irlanda proprio perché le famiglie povere avevano un po' di soldi, arrotondavano, ecco, è chiaro. E in Italia funzionano allo stesso modo. Esatto. La signora Pina e il signor Mario invece l'Airbnb è una piattaforma commerciale e naturalmente ha delle proporzioni molto più diverse, eccetera. Quindi allora insomma è da discutere ed è da parlarne. Noi che siamo turisti per caso, però pentiti in qualche modo, pentiti per caso, anche se il caso è il Dio più importante, va bene lo stesso. Ecco, abbiamo fatto in una piattaforma, nelle nostre Italian YouTube, quelle che trovate qui, una lamentazione appunto il brontolling, esatto. Abbiamo brontolato un po' quelle cose un po' dai vecchietti dei Muppet. Vabbè, alla prossima, dai, comunque se volete andare a vedere il brontolling